Tutto da rifare, non si può, così non si può, cioè seppure uno fa delle ipotesi anche fantasiose di coraggio, Zanola, lombalgia, e allora proprio, allora ditelo, cominciamo. No, veramente, perché poi le attenuanti diventano cose vere, cioè reali, che dobbiamo tenere presente. Joe Turtoro o Turtoro, insomma, benvenuto Joe sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siamo vicinissimi ai 20.000. Siamo a 19.009, che è un numero pazzesco, quindi immaginate che il like che mettete su questo video è un mio abbraccio personale, quindi lasciate i like che sono abbracevoli nei vostri confronti, altrimenti staremo qui a parlare con il muro. E con il muro deve fare la formazione Walter Mazzarri, perché si ferma anche Zanoli. Qualcuno mi sta dicendo che non è gravissimo, insomma, lombalgia, si parla sempre, ricordate pure qua, però è roba fastidiosa e andiamo a capire di che si tratta, facciamo altre ipotesi. Stavolta proviamo anche a cambiare modulo, perché potrebbe essere un'opportunità. Con un'analisi tattica ci spostiamo, questa cosa qua che avevo pensato, tutto da rifare, e leggiamo un attimo il report dell'allenamento. Si vede, vedi, mettono Juan Jesus con il cronometro proprio pronto, guida la difesa, guida una linea che poi è ideale. C'è Demme, Simeone, guarda come ride pure Demme, Simeone, insomma, e c'è Zerbin là, che a questo punto potrebbe ritornare di moda. Attenzione, si è allenato, gli azzurri preparano, eccetera eccetera. Segnaliamo il numero 14 sul pantaloncino di Raspadori. Mica male. Kvara indossa il 27, non ha importanza. Vediamo Osi e l'ultimo terzino, last man standing, l'ultimo terzino rimasto di Lorenzo, che guarda e dice ma avesse aiutato pure a sinistra e contemporaneamente pure a destra, perché è veramente qualcosa di pazzesco. Esercizi di rapidità, eccetera eccetera. Chiusura con partitina. Zanoli non si è allenato per una lombalgia. Non ci fanno sapere niente di Zielinski, il che voglio sperare si tratti di una buona notizia, nel senso che Zielinski potrebbe partire da titolare o comunque essere arruolabile, e questa è una cosa che ci fa piacere. Prima di andare a fare le formazioni volevo leggere anche qualche vostra domanda da fare a Mazzarri, rispondo io così con fantasia, però io mi sono svegliato anche con De Laurentiis che dichiara cose, attenzione, perché il rinnovo di Osimhen, andiamo a leggere per bene. Mi metto in poltrona, perché quando dobbiamo leggere queste dichiarazioni dobbiamo metterci comodi. Allora, il presidente, insomma, Campania Felix dice Osimhen, per Osimhen siamo alle firme, dice siamo pronti, perché siamo quasi per firmare il contratto che era in attesa dall'estate, e poi rimette in mezzo Kvara e dice Kvara non c'è niente che c'entra, Kvara ancora 4 anni di contratto, eccetera eccetera. Ancora una volta, secondo me, è evitabile questa sottolineatura, quando anche gli agenti di Kvara sono stati molto accomodanti, dicendo quello De Laurentiis rispetta le promesse, le mantiene, ci vedremo sicuramente, non c'è problema, e lui ancora ha 4 anni, non rompete basta, non devo fare niente. Il contratto di Osimhen ovviamente serve per non avere dei problemi, per non essere poi ricattabili per la durata del contratto, e quindi lo devi vendere a poco. Gli devi dare una soddisfazione economica per quello che ha fatto anche l'anno scorso, più che per quello che sta facendo quest'anno, perché tra gli infortuni poi se ne andrà per la Coppa d'Italia. Insomma, è un modo che il Napoli utilizza per tutelarsi sul cartellino del ragazzo. Vedremo se si tratterà di inserire questa clausola rescissoria, quanto sarà, perché ci sarà probabilmente un aumento logico anche per non perdere. Quindi non è che dici contratto di Osimhen a vita come Di Lorenzo, no, contratto di Osimhen significa che quando poi lo vendi, perché probabilmente se arriveranno le offerte, perché sennò il 200 non arriva. Passiamo proprio ai rumori proprio di Jack Hammer. Questo però non significa che devi ripetere a Kvara che per 4 anni deve prendere 1 milione. Non è così che andrà. Prima o poi si dovrà andare a miti consigli anche contrattare con Kvara e dargli una soddisfazione economica, perché non esiste proprio. Però De Laurentiis dice anche sull'Inter, dice no, io come faccio il video così? Amore, what the De Laurentiis quindi dice ci vorrà un grande sforzo, non abbiamo terzini, 2 sono infortunati.
teniamo un nuovo tecnico, grande responsabilità, Atalanta, Real Madrid, 2 giorni per preparare l'Inter, 5 giorni per preparare la partita con la Juve, tutti i problemi vanno messi in prospettiva. Amaron ci accompagna, quindi praticamente De Laurentiis che si vede i video, perché poi dice proprio ci vuole un po' di culo. Io nel mio modo, chi mi conosce da un po' di tempo lo sa, anche nelle annate precedenti, un po' di mazzo, e l'ho detto con la parola mazzo. De Laurentiis usa la parola culo, va bene, e poi addirittura richiama quella che è la sigla delle nostre live, Maron Rocarman aiutaci tu, la mitica frase di Edoardo. E quindi De Laurentiis non lo so se lascia i like, ma sicuramente i video se li vede, quindi De Laurentiis dai una soddisfazione anche a Kvicia che se la merita, e facciamo le cose come si deve. Ancora sullo stadio, discorso che si ripete da anni, adesso ogni volta sembra oramai è fatta il progetto eccetera eccetera. È difficile, ma il discorso stadio lo approfondiremo live per bene, perché ci sono delle cose anche simpatiche che vi posso far vedere. Di conseguenza, so I don't understand what I'm saying, like it's in my brain now, un po' di domande vostre prese a caso dal video di ieri. Lisa e Sara dicono: mister, con gli infortuni di Rui Oliveira, la poca spinta offensiva che offre l'impiego di JJ come terzino sinistro, potremmo vedere una difesa a 3 con l'Inter o nelle prossime gare? Domanda interessantissima. Ci aggiungiamo anche la defezione di Zanoli, e Mazzarri potrebbe rispondere: non voglio dare, perché risponde così lui, non voglio dare un vantaggio a Inzaghi che è già un bravissimo allenatore, lo scoprirete domani. In prepartita Mazzarri lo ha fatto in passato, lo faceva anche anni fa, quindi è logico. Poi noi faremo le ipotesi di formazione senza dubbio. Domanda sicura che arriva da Mirko, sicura al 100%, dice: mister, ma Osimhen giocherà con la mascherina o senza? Bellissima domanda, e chissà, perché poi è una delle cose che interessa di più. Secondo me un po', forse non ce l'aveva con l'Atalanta, se l'era scordata, si perde la mascherina, capita di dimenticarsi una cosa così dopo che non giochi da tanto tempo. È come andare a una serata dopo che non suoni da tanto tempo, ti puoi dimenticare il cavo, capita. Però con Rudiger, sai, magari Ruvider, un pochino Ruvider, magari con l'Inter, però con l'Inter, proprio con l'Inter non c'è Skriniar, però con l'Inter, insomma, secondo me se la mette la mascherina. Mister, secondo lei, dice Luca, se la rosa è completa o ci sono alcuni ruoli che non sono forti a tal punto da competere per tutte e 3 le competizioni? Io ho detto già nella conferenza precedente che è la squadra più forte che abbia mai allenato, perché la domanda doveva arrivare. No, è una rosa forte, ovviamente in questo momento siamo un po' penalizzati dagli infortuni, vediamo di mercato dovete parlarne con Meluso e con ADM. Come si aspetta, dice Giacomo, di approcciare la partita? Il Napoli proverà a fare la partita o lascerà l'iniziativa all'Inter? Ci piace per DNA e per voglia di fare. Io poi a Coverciano ho anche insegnato, ci piace tenere il pallone, dobbiamo stare però attenti all'Inter con le ripartenze, perché sono micidiali le ripartenze dell'Inter, quindi servirà equilibrio. Serve più testa o cuore, mister? Questa è la domanda che faccio io. Simone chiederebbe: visto che Osimhen è tornato, purtroppo a gennaio dovremo fare a meno per la Coppa d'Africa, si potrebbe vedere Osimhen e Simeone insieme? È una bella risposta anche come Garzia. È un'opportunità, si può fare, probabilmente non dall'inizio, ve lo dico io, perché è difficile poi metterli già tutti e due, e significa già cambiare il modulo, e quindi non è quello che è stato chiesto al mister. Dopodiché gli equilibri, dopodiché il Napoli lo ha fatto poco, dopodiché se vuoi aumentare la potenza offensiva hai solamente la Raspadori da mettere, la vedo difficile, lo possiamo vedere ovviamente in corso d'opera. Ecco, c'è un amico per esempio che dice che potrebbe andare Zerbini a sinistra, e questo lo vedremo subito. E un amico chiede: Mazzarri, non pensi che Zanoli può darti, al contrario di come si pensa, più garanzie di JJ proprio perché è un terzino di ruolo? Bella domanda, anche posta bene, e purtroppo non lo potremo sapere questo. Altra domanda di Fabrizio: mister, lei arriva dopo una gestione sbagliata della squadra, indipendentemente, rumori incredibili, indipendentemente da quali siano i responsabili, non pensa che i problemi siano tutti in difesa, in particolare i 2 centrali e ora anche il terzino sinistro? E sono arrivato da pochissimo, ho tutti i giocatori a disposizione per capire se effettivamente i problemi stanno lì, stiamo studiando, adesso
adesso ho un po' più di dati per studiare, datemi un pochino di tempo e capiamo bene, perché poi lui disse pure una risposta, Mazzarri, nell'altra conferenza che mi piacque, disse: io devo capire ancora se questa squadra ha dei problemi anche fisici che non riesce a mantenere tutti i 90 minuti, a volte si fa bene il primo tempo, a volte si fa bene il secondo tempo, e lì bisogna lavorare. I know, I can do it, I don't know, this is gonna be like the best video of my life. Vabbè, 3-5-2 eccetera eccetera, andiamo a fare questa formazione nei rumori più assoluti. Di Lorenzo, allora ovviamente ragazzi la cosa più logica da fare sarebbe togliamo purtroppo Zanò, mettiamo Lobotka, Elmas o Zielinski, fate conto che insomma chi sta bene gioca, se Zielinski sta bene probabilmente gioca, però mettiamoci Elmas, perché che mettiamoci Elmas, Kvara, Osimhen e Politano. Qua abbiamo questo dubbio. Allora, senza cambiare modulo si può fare semplicemente questo, con Nathan terzino sinistro che potrebbe spingere un pochino, non tanti, un pochino di più rispetto a Juan Jesus. Juan Jesus lo abbiamo visto terzino in varie occasioni e sappiamo quello che può dare. Nathan, che nasce terzino sinistro, non lo abbiamo visto che ogni tanto anche da centrale, quello nell'ultimo del Bragantino giocava praticamente dal famoso braccetto, non è un termine bellissimo il braccetto, anzi quelli erano proprio i terzini, perché il terzo, no? Difesa a 3, questo è il terzino, però poi è diventato nel tempo il terzino il quarto di difesa, quindi un quartino. Vogliamo cambiare, li chiamiamo quartini da oggi in poi, perché poi quando giocano a 5 diventano i quinti, quindi Nathan quartino sinistro, e cambiamo proprio da oggi li chiamiamo quartino divino. Quindi con Nathan aspetta, c'è troppo, mi levo la poltrona. Nathan quartino sinistro con Ostigard qui. Ovviamente ragazzi, Juan Jesus non è che sparisce dalle cose solo perché a noi non piace e l'abbiamo visto un pochino così, anzi vi devo dire la verità, Juan Jesus, che oramai è diventato anche lo sport preferito dei tifosi, attaccare Juan Jesus, che non lo so, per certi punti di vista quando sta terzino sono d'accordo con voi, lento nell'accorciare sui cross, non spinge eccetera eccetera, però come centrale potrebbe garantire un pochino più di esperienza. Non è facile né per lui né per Mazzarri in questo momento. Però Ostigard io l'avevo chiamato in causa per i buoni colpi di testa e va bene. Ci hanno dimostrato più problemi Rachmani, che non salta, che resta impiantato, e lo stesso Nathan che si è perso Bellingham. Vogliamo dare a Nathan anche l'attenuante che Bellingham è fortissimo, che Kloss di Alaba era perfetto, va bene tutto. Di conseguenza non escludiamo, Mazzarri potrebbe anche provare Juan Jesus centrale e Nathan terzino, e ti resta Ostigard come unico praticamente difensore della difesa per cambiare un po' le carte in tavola se lo vuoi fare. Quindi questa è una delle opportunità senza Zanò. C'è l'idea Zerbin che può giocare lì, si adatta, però lo ha fatto in passato e può giocare lì, un giocatore di corsa, un giocatore che si adatta sulla sinistra lui è meglio quando sta qua, diciamo alla Kvara, con il destro che rientra, però a sinistra è più facile adattarsi rispetto per un mancino a destra, e lo dicono tutti, e quindi potrebbe anche succedere questo. Con Nathan confermato qui, Zerbin qui, è confermato la coppia Nathan-Rachmani. Questa potrebbe essere un'altra cosa. Escluderei Elmas terzino, alcuni mi stanno dicendo anche Politano col mancino, ovviamente a tutta fascia, però gli stai chiedendo di fare Politano quando sta qui, fa tutto un lavoro di Jesus, I can't put Jesus quando sta sulla destra fa un lavoro insomma di aiuto eccetera eccetera, però ancora una volta perderesti tutto quanto di buono possono fare questi due sulla fascia. Quindi Politano a tutta fascia con il sinistro, che può mettere dei buoni cross, è un'idea simpatica, però non lo so se si può in pochissimo tempo adattare e fare proprio il lavoro da terzino su Dumfries. Politano è anche piccolino, quindi attenzione lì. Quindi ipotesi eventuale di cambio modulo, quindi con difesa a 3 ci puoi mettere un Ostigard qua, o puoi metterci Rachmani al centro e Ostigard qui e Juan Jesus in panchina, e in questa difesa a 3 che poi diventa a 5 puoi spostare Di Lorenzo qua e quindi sfruttare un Politano magari a tutta fascia però sulla sua fascia, quindi è veramente un'emergenza pazzesca così. Di Lorenzo con Elmas e Kvara secondo me in questa zona può creare delle grandi difficoltà. A quel punto ti inventi questa cosa a 2, quindi è un 5-3-2
3-5-2 o 3-5-2 che si voglia, con Politano che deve fare tutta la fascia, oppure il famoso 3-4-3, e a quel punto potresti vedere un Elmas in questa zona qui e quindi il centrocampo a 4 con Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà e Politano. Elmas può dare una grossa mano, quindi 3-4-3 con Kvara e Elmas che possono fare, diciamo, alla Hamsik, Lavezzi con Cavani davanti. Questo era più o meno lo schema preferito di Mazzarri all'epoca con Zuniga qua, insomma, Maggio, e questa potrebbe essere una delle situazioni se ti trovi a cambiare modulo. Io non amo l'idea di cambiare modulo con l'Inter che invece è super collaudata. Dobbiamo cercare le nostre certezze e magari affidarci alle parole di Spalletti quando ci diceva: niente alibi, io ho i giocatori a disposizione, ho tutto quello che mi serve per fare la partita che devo fare. Molto spesso il Napoli nelle difficoltà ha trovato anche grandi stimoli e grandi prestazioni. È un secondo esordio per Mazzarri, io questo spero che possa portare bene, nel senso che abbiamo detto che Mazzarri all'esordio non sbaglia mai, non perde mai, e l'ha confermato con l'Atalanta. Facciamo conto che questo è un altro esordio perché Mazzarri torna al Maradona e quindi magari che ci possa andare bene anche sotto questo punto di vista, spinta emotiva, e vediamo di cosa si tratta domani. La sorta di conferenza l'abbiamo fatta, abbiamo chiamato l'aiuto della Madonna del Carmine, i rumori insistono, quindi devo staccare. Vi abbraccio, vi bacio, lasciate qualche like di misericordia perché veramente adesso si vedrà chi attacca veramente Mazzarri e chi terrà presente quelle che sono le problematiche. Noi l'avevamo detto con Garcia ci dà sensazioni ancelottiane e quindi già da lì avevamo detto questo potrebbe non andare benissimo per il Napoli. Adesso con Mazzarri sensazioni gattusiane, nel senso che gli infortuni, ve lo ricordate che a un certo punto dovevamo giocare senza punte con Gattuso che ha dovuto mettere per forza Elmas terzino sinistro. Insomma, quello che vi dico nel finale è attenzione agli arbitri, attenzione agli arbitraggi, perché se ci vogliono affondare definitivamente, che abbiamo esagerato vincendo lo scudetto l'anno scorso, possono farlo, perché l'annata ricorda moltissimo quell'annata lì. E poi noi facciamo l'analisi tattica, intanto bam bam.